Scusate, una cosa piuttosto veloce. Allora, la maggior parte delle persone che sono qui dentro sono elettori, una parte non piccola sono politici. Bene, i politici hanno il potere di studiare tanto e aggiornarsi. Noi non siamo qui per decidere se fare la zona franca in Sardegna. La zona franca in Sardegna è già stata creata, ci sono già le leggi, ci sono già le norme, c'è una comunità internazionale che ha accettato il principio, c'è lo statuto sacro approvato con legge costituzionale, c'è un decreto legislativo del 98. Noi dobbiamo casomai discutere tra di noi di quale sia la forma migliore per applicare, se deve essere zona franca doganale, se ci deve essere fiscalità di vantaggio, quali sono i termini della cosa. Il politico che non studia fa due cose in questa partita: o si siede in panchina, ed è questo il motivo per cui dopo 64 anni dello statuto siamo ancora qui a parlare, o si siede in panchina o altrimenti fa un'altra cosa. E ho avuto la riprova la dottoressa Andaccio stasera: prende la palla e fugge via dal campo di calcio. E questa è la reazione tipica di chi non vuole giocare la partita. Si può fare una bella partita confrontando sugli argomenti, si può fare anche gioco maschio, anche con tifo, però bisogna essere consci che si sta giocando per stabilire le modalità della migliore applicazione. Si può dire che si è per applicarla prima, dopo, si è per fare prima dei calcoli econometrici, perché in effetti mancheranno delle entrate della regione, però abbiamo anche due università di Sardegna. Quello che non si può fare è di a me questa mi sembra una stupidaggine, quindi chiudo, registro, prendo e me ne vado via da questa sala. Grazie a questo punto. Questo era l'intento, si è sviluppato in questo modo. Non possiamo che essere soddisfatti del fatto di aver sentito tante voci, spesso talvolta anche discordanti, ma è questo il senso. Talmente discordanti che mi fa piacere ancora una volta presentare un'altra voce, che è quella di un comitato spontaneo che è nato grazie al grande impegno di un amico che è Fausto Farinelli, di vedere qua venire perché ha pensato di dare un suo contributo ancora più concreto in questa giornata. Il contributo è anche quello che ha dato lui grazie al suo comitato, perché il tantam che si è sviluppato attraverso la rete è importante, perché noi se oggi siamo qui non è certo perché è stata fatta una grande campagna pubblicitaria attraverso i mass media, di carta stampata e altro. Hanno dato il loro piccolo ma importante contributo, ma sicuramente